Allora, buon pomeriggio a tutti, quindi sono qui anche come associazione Desio, quindi ringrazio anch'io il museo e la dottoressa Visentina e tutto il comune di Udine per aver voluto impegnarsi in questa celebrazione, diciamo così, anche del 70° dalla spedizione sul K2. Io inizierei proprio da qui, se mi consentite. Quindi il 31 luglio di 70 anni fa, la spedizione italiana, ideata, organizzata e diretta da Ardito Desio, conquista il K2. Questo è un dato di fatto, un documento storico, ma la storia poteva essere ben diversa. Poteva essere, ed era quasi certo ormai che fosse così, che il K2 venisse conquistato dalla spedizione guidata da Charles Houston, un forte medico e alpinista americano, che già aveva tentato la scalata nel K2 2 volte, e l'ultima nel 1953, dove proprio incontrò Ardito Desio mentre conduceva la sua spedizione preliminare, e quindi la storia poteva essere ben diversa da quello che poi in realtà si è realizzata, soprattutto per la convinzione e la testardaggine del professor Desio. Gli americani erano molto più avvantaggiati rispetto agli italiani e Ardito Desio, soprattutto in relazione alla richiesta dei permessi. Desio, quando li incontra nel 1953, capisce che ormai le speranze di realizzare la spedizione italiana erano ridotte al lumicino. E forse, consentitemi anche una mia personale riflessione, con il senno di poi e con tutto quello che poi è successo subito dopo la conquista del K2 da parte della spedizione italiana, negli anni successivi, immediatamente successivi e poi negli anni a seguire, mi sono convinto, leggendo e rileggendo vari documenti dell'archivio Desio, che adesso è qui presso il Museo di Udine, e studiando tante documentazioni e tante riflessioni di Desio, che lui forse alla fine ne avrebbe fatto anche a meno. Per lui era diventato quasi un peso la parte in relazione alle polemiche, in relazione alla parte alpinistica. Però questa è una mia riflessione personale, quindi ovviamente rimane tale. E tra l'altro lui aveva uno splendido rapporto con Charles Houston, un rapporto umano incredibile che traspare da lettere, da scritture tra di loro, e pensate solo che Charles Houston, quando seppe che la spedizione italiana aveva conquistato il K2, si precipitò a fare i complimenti a Desio e poi perse il senno, girò 3 giorni in stato confusionale vicino casa negli Stati Uniti per lo shock emotivo, perché era un suo obiettivo. Quindi da un lato era felice perché aveva conosciuto il professor Desio, Ardito, e dall'altro era sconvolto perché uno dei suoi obiettivi principali della vita in realtà era stato raggiunto da un suo concorrente. Dicevo, rispetto invece alla storia e al risultato della spedizione italiana, Desio immaginò una spedizione scientifica, prima di tutto, piuttosto che alpinistica al K2, e questa fu una delle chiavi che poi permise all'Italia di avere il permesso per la spedizione del 1954. Questo perché? Perché, ed è interessante anche nei documenti dell'archivio, Desio, quando compie la sua prima spedizione preliminare nel 1952, lui è convinto di dover chiedere i permessi all'India, perché questo era territorio indiano. La guerra del Kashmir era appena finita e questo territorio era diventato territorio pakistano, quindi lui lo scopre nel 1952, ovviamente non c'era internet, non c'era nulla di tutto ciò, quindi lui si reca lì convinto di dover chiedere un permesso all'India, in realtà capisce che era diventato territorio pakistano e come tale non era conosciuto dal Pakistan, quindi il Pakistan non aveva informazioni in relazione alla geografia, cartografia, risorse minerarie, possibili sviluppi, accessi e quant'altro. E quindi Desio punta da subito
dall'inizio dell'organizzazione della spedizione sul fatto che questa debba essere necessariamente una spedizione scientifica e alpinistica, e le pone sullo stesso piano. Forse potremmo dire che la parte scientifica addirittura era più importante e più cospicua per lui. Quindi Desio si impegna personalmente con le autorità pakistane e promette al governo del Pakistan di dare una copia delle mappe geografiche, così come parte dei campioni geologici, qualora il permesso fosse stato dato all'Italia. E questo fu uno degli elementi che un po' sbaragliò il campo rispetto alla spedizione americana, che era una spedizione puramente alpinistica. Quindi la spedizione americana aveva come unico scopo la conquista del K2. Desio capisce, e poi vi farò vedere anche perché, che invece la parte scientifica poteva essere di interesse, poteva essere strategica, e quindi si impegna a dare al governo del Pakistan questa copia di tutta la documentazione scientifica. Ci furono ovviamente altri elementi che poi segnarono la storia e che fecero sì che il governo del Pakistan concesse poi all'Italia nel 1953 il permesso finale per la spedizione del 1954. Io qui vi ho riportato uno dei vari documenti contenuti qui nell'archivio, che è proprio la lettera, la prima domanda presentata a Karachi da Desio nel 1952, che gli diede, se non altro, almeno formalmente, la priorità di data rispetto anche alle successive domande americane. Gli altri elementi fondamentali furono un evento un po' in tema anche con la giornata di oggi, di studio, che avvenne nel 1953, quando lui si recò in questa spedizione preliminare. Gli fu avanzata la richiesta dal governo locale del Kashmir di andare in realtà da un'altra parte, in una valle attigua, nella valle del ghiacciaio Qutya, ad analizzare questo ghiacciaio che aveva avuto un comportamento inspiegabile, cioè era avanzato di diversi chilometri verso valle, arrivando a lambire dei villaggi. Quindi c'era preoccupazione da parte dei governi locali che ci fosse un'avanzata glaciale repentina e che fossero messe in pericolo vite e beni. Quindi Desio capì l'importanza di questa richiesta e, nonostante il suo scopo era quello di fare un sopralluogo preliminare al K2, si recò prima a vedere cosa fosse successo al ghiacciaio Qutya e capì che in realtà poi si trattava di un fenomeno non legato all'avanzata dei ghiacciai. Poi magari il professor Ambrosini ci vorrà delucidare sul tema. Ma era un fenomeno locale, e quindi questa cosa fu molto ben vista dal governo locale. E il terzo punto fu il ruolo fondamentale di un vecchio amico di Desio dai tempi della Libia, e il capo di gabinetto del Ministero degli Affari Esteri, Giovanni Scola Camerini, perché in quel periodo Alcide De Gasperi, che era il Presidente del Consiglio, era anche Ministro degli Affari Esteri. Quindi Giovanni Scola Camerini, che è un personaggio eclettico, un barone, quindi di nobile stirpe, era molto amico di Desio e l'aiutò in effetti con il coinvolgimento di De Gasperi per la firma di alcuni documenti e per il supporto politico da dare alla spedizione italiana. Molti meriti sono stati dati a De Gasperi per tantissime cose, e dallo studio dei documenti vi posso dire che il suo coinvolgimento in questa vicenda ci fu, ma non fu così centrale, cioè fu più un merito di Scola Camerini a cercare di coinvolgerlo e fargli sostanzialmente supportare politicamente ad altissimo livello con il primo ministro del Pakistan le domande fatte da Desio. Ecco, per effetto di questi 4 fattori, sostanzialmente, la spedizione, il permesso del 1954 fu dato agli italiani. Come dicevo, la spedizione del 1953 e del 1954 era una spedizione scientifica, quindi Desio aveva ben in mente l'importanza della parte scientifica perché lui aveva preso parte direttamente alla spedizione del Karakorum del 1929 del Duca di Spoleto come scienziato. Quindi lo vedete qui in questa foto,
al centro c'è Aimone di Savoia con il turbante, in alto, non so se c'è il pointer qui, se si vede, con il cappello, il professor Desio. In questa foto c'è anche il Di Caporiaco, che è un altro naturalista della scuola nominata prima da Umberto Sello, della scuola friulana. Quindi Desio di fatto prosegue idealmente nell'organizzazione della spedizione del 53 e del 54 quella che era stata già la spedizione del 29, riproponendo molti temi di studio, quindi sia dalla parte geologica, geografica, la parte zoologica, la parte anche antropologica, la parte topografica vera e propria. Qui vedete uno dei volumi che sono in archivio Desio, è proprio la relazione scritta a due mani, scritta da Ardito Desio sulla spedizione del 29. Quindi sostanzialmente la spedizione del 29, che doveva essere una spedizione anche questa con una doppia anima, scientifica e alpinistica, in realtà si trasformò in una spedizione puramente scientifica perché sulla parte alpinistica ci fu l'assoluto divieto di tentare qualsiasi cima e quindi di tentare la scalata al K2 proprio perché era da poco avvenuta la tragedia del dirigibile Nobile del 28 e quindi ci fu un divieto assoluto dal governo italiano di rischiare di fronte all'opinione pubblica di poter avere altre perdite di vite umane sul Karakorum, e quindi di fatto la spedizione del 29 si trasformò in una spedizione scientifica quasi per la totalità. Furono fatte sicuramente delle esplorazioni, ma non fu tentata alcuna vetta. Qui vi ho messo qualche foto dell'archivio, ovviamente ce ne sono tantissime, sono tutte in ottimo stato di conservazione. Qui abbiamo alcune serracate del Baltoro, abbiamo una stazione fotogrammetrica al Circolo Concordia e qui vi ho un po' riassunto quelle che furono le principali attività, diciamo, geografiche e topografiche, quindi la sella Conway, la valle del ghiacciaio Kiagar, insomma delle perlustrazioni che furono fatte in occasione di questa spedizione. Da qui capite anche l'importanza dello studio archivistico. L'archivio Desio, come tanti altri archivi storici, è una fonte, come diceva prima Paola Visentini, una fonte inesauribile di ricchezza e di documenti. E facevamo qualche riflessione prima del fatto che oggi la ricerca archivistica si è un po' persa, nel senso che fare delle ricerche d'archivio è una cosa fondamentale a nostro avviso, a nostro parere, anche perché basate su prove documentali. Oggi è molto semplice, molto facile con internet ricevere e trovare informazioni, ma non sappiamo più, non riusciamo spesso a capire la fonte di queste informazioni, quindi anche fake news vengono ripetute diverse volte finché non diventano di fatto indistinguibili da una fonte archivistica su internet. Ovviamente se spostiamo la ricerca sugli archivi la cosa è diversa, quindi abbiamo informazioni cartacee, diari, fotografie, cerchiamo di incrociare un po' tutte le informazioni. Vabbè, non vi voglio annoiare con queste riflessioni. Torno alle spedizioni italiane. Anche la spedizione del 29 di fatto non nasceva dal nulla, ma era la ideale prosecuzione di alcune spedizioni che l'avevano preceduta. Diceva Umberto Sello, appunto parlava di Olinto Marinelli della scuola geografica friulana. Guardate questa foto, spedizione Karakorum e Turkestan cinese nel 1913 e 14 di Filippo De Filippi, eclettico.
Come dicevo, anche questa spedizione raccoglieva un po' il testimone dalla spedizione del 1909 del Duca degli Abruzzi, sempre nell'area del Karakorum e nell'area del K2, appunto del 1909. In realtà la spedizione del 1909, a vederla con i dati, appunto, come dicevo prima, archivistici, di fatto era la spedizione più alpinistica, più puramente alpinistica organizzata fino a quel momento, perché aveva lo scopo di salire il K2. Quindi, infatti, è la spedizione nella quale viene individuata il famoso Sperone Abruzzi, la via principale di salita che poi tutta la spedizione italiana, come le precedenti tentativi, per esempio americani, cercarono di percorrere. Però all'interno della spedizione del 1909, proprio per la presenza di Filippo De Filippi, in realtà c'era anche un interesse dello studio della fisiologia umana, perché a quell'epoca si cercava di capire quale fosse il limite dell'organismo umano alle alte quote. E quindi sostanzialmente furono raggiunti 2 record, il record di 6.666 metri proprio sullo Sperone Abruzzi del K2, dal quale poi gli alpinisti si ritirarono perché non riuscirono più a proseguire, e il record di altitudine fino ad allora raggiunto da un uomo sul Ciogolisa a 7.500 metri, quindi ovviamente senza bombole di ossigeno, in condizioni con l'attrezzatura dell'epoca. E furono condotte comunque anche delle esplorazioni geografiche in generale sulla parte del ghiacciaio del Baltoro, così come le splendide foto di Vittorio Sella che forse tutti noi conosciamo, che sono state esposte. Altre spedizioni nell'area, sempre diciamo così ormai dalla scuola italiana, come quella del 1930, sempre di Giotto Dainelli, che si studiò la parte del Darjeeling e della Ladakh sulla parte geologica, geografica, glaciologica, e quindi vedete che l'ispirazione per Desio fu una cosa abbastanza naturale, impostare la spedizione del 54 con una cospicua base scientifica. Scusate ancora per la formattazione. Qui vi ho riportato, ovviamente il lavoro di Desio non si esaurì nel 1953. Le spedizioni scientifiche italiane, come avete visto, erano già molto, molto attive nell'area e con l'impulso dato da Ardito Desio presero nuovo vigore, ovviamente anche col successo alpinistico, e quindi furono organizzate diverse campagne e diverse spedizioni successive, poco note ai più, perché sostanzialmente spedizioni principalmente scientifiche. Diciamo, nel solco di quella multidisciplinarità che lo stesso Desio predicava, quindi all'interno di tutte le pubblicazioni, sono molto ricche di tanti aspetti, quindi Desio sicuramente si sentiva un geologo, era laureato in scienze naturali, e quindi abbracciava lo studio di diverse discipline. Era difficilmente incasellabile. Umberto Sello ricordava prima una delle prime pubblicazioni, forse la prima del 1917, era sul Bus del Diavolo, no? Correggimi Umberto, che è una grotta qui in Friuli, è una pubblicazione assolutamente speleologica, quindi abbracciava un po' tanti elementi. Tutte quelle spedizioni che avete visto, che sono andate avanti sostanzialmente senza soluzione di continuità fino alla fine degli anni 70, hanno poi dato via a quello che è diversi filoni di ricerca che sono attivi ancora oggi, e quindi diverse università italiane poi hanno raccolto un po' questo testimone. E per quanto riguarda invece la parte storica, le ricerche sono raccolte in diverse pubblicazioni. Io qui vi ho riportato un po' di quelle presenti nell'archivio, sostanzialmente i famosi libroni verdi cosiddetti della Italian Expedition K2,
con le parti principali, quindi la parte geografica curata dallo stesso Desio, la parte meteorologica, la parte geodetica e topografica, la parte geofisica guidata dal professor Marussi, la parte puramente geologica e petrologica col professor Zanettin, la parte paleontologica, zoologica e botanica. Qui abbiamo purtroppo la compianta professoressa Silva cui va il mio pensiero e anche la parte preistorica antropologica. Lasciatemi concludere quindi con una frase dello stesso professor Desio che un po' riassume un po' la sua linea di azione per tutta la sua lunga vita, ovvero quella che la ricerca scientifica di fatto ha rappresentato uno scopo della sua esistenza ed è stata, lui dice, la sorgente delle più vive spinte spirituali ed anche una specie di panacea per tutti i mali. Ad essa mi sono dedicato con grande passione e con grande entusiasmo, specialmente quando mi poneva in contatto diretto con la natura. Ecco, grazie.